microfonica, ecco il mio del Pesare, in fondo a Rosilina, ancora una fila indiana, faremo un cronometraggio per avere la situazione in tempo reale, ecco che sono circa 200 metri dalla posizione microfonica, ancora non è fissato il gruppo. Ecco che stiamo aspettando in questo momento. 40 secondi ragazzi, prossimo passaggio traguardo volante, 40 secondi di vantaggio, il ragazzo che assume il loro margine di vantaggio che va a rettificarsi questo primo traguardo volante, quindi assumiamo il primo traguardo relativo che hanno detto di attenzione, dai ragazzi, 1 minuto e 20, il vostro vantaggio. Passati in questo momento, facciamo partire il cronometro, attendiamo adesso il nostro Sarzetto che si è sganciato. 1,20 per i primi 3 contrattaccanti, 1 minuto e 20 per i primi 3 contrattaccanti, quindi rimane invariata la situazione quando siamo a conclusione del 6° giro di corsa, quindi la corsa si sta già passata a metà corsa, quindi segno che stiamo già ancora sviluppando una discreta velocità. Il gruppetto dei fuggitivi si sta avvicinando velocemente alla postazione microfonica dove prenderemo veramente i tempi, facciamo partire il cronometro per cronometrare il vantaggio quando sono in pieno svolgimento il 7° giro di questo Gran Premio Sportivi Città di San Pietro Viminario. Ecco i 16 attaccanti che passano in questo momento, 1 minuto e 20, il loro ultimo vantaggio. Attenzione, adesso vedremo che le ammiraglie sono state fermate, quindi il vantaggio potrebbe essere deciso sotto il minuto per i 16 attaccanti. Forza ragazzi, ancora 1 minuto, buona spiaggia, buona spiaggia. Una cosa giusta, Dai Davide, dai! Cercate di andare d'accordo ragazzi, perché sennò... Ancora i 16 attaccanti, ancora ben delineati in fila indiana, però appunto il gruppo è segnalato veramente in forte rimonta, ha portato a 43 secondi il ritardo in questo momento, quando siamo nel corso del 9° giro, quindi si è ridotto notevolmente lo svantaggio del gruppo che sta recuperando e ha portato lo svantaggio a 43 secondi. Attenzione ragazzi, 43 secondi per voi, 43 secondi, prossimo giro traguardo volante. È evidente ormai
possono sotto la prestazione microfonica. Attenzione, c'è adesso il resto dei ragazzi in fuga e quindi c'è il gruppo compatto, c'è il gruppo che però sta per rientrare, c'è il gruppo adesso che sta per rientrare con il bianco-verde della Padovani tutti in questo gruppo, quindi situazione che si sta evolvendo e i ragazzi della Padovani che stanno andando in gruppo nel tentativo di portare proprio come si sta a disputare questa volata, Ecco i ragazzi in maglia bianco-verde che tengono alta l'andatura per cercare di portare il proprio velocista alla conclusione. 5 km alla conclusione, gruppo compatto. Porca loca. Quant'era, Dani? Quinto? Quinto classificato Daniele Di Giglio della Sidermec Fratelli Vitali. Ecco Daniele alla firma. Viene a ricevere il premio Daniele Di Giglio della Sidermec Fratelli Vitali. Guarda dentro qua. Guarda dentro qua, guarda dentro. Passiamo adesso al quarto classificato, Andrea Tomassini della Spendolini Gianni Team. E cominciamo ad andare a completare il podio. Al terzo posto dell'Ausonia Pescantina Giovanni Lonardi. Eccolo qua Giovanni, terzo posto. Secondo posto del Veloce Club Schio 1902 Lorenzo Fabrello. Ok ragazzi, siamo arrivati al vincitore, un grande vincitore oserei dire. Di solito un velocista ha bisogno della squadra, lui oggi era solo ed è riuscito a vincere. Leonardo Federico della Cipollini e Sali Stephen Ale. Eccolo qua Leonardo. Prima lo firma Leonardo. Passarella trionfale per Leonardo Federico, eccolo qua. Leonardo, juniores al secondo anno, sul gradino più alto del podio, premia ancora Enzo Rago. Adesso arriverà anche, penso,
di compianto Luciano, eccolo qua, un bel applauso, ancora un bel applauso.